Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live splash del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che però da mercoledì mattina iniziano come si dice, le sibille interattive gratuite sui vari social, cioè Facebook e praticamente nel diario Marietto Veneziano e nel canale di Ildegarda e Marietto Veneziano sul tubo. Vi ho scritto anche nel diario Marietto che più o meno 7.000 e rotti persone hanno già visualizzato nel mese scorso il canale di YouTube del Marietto e questo fa piacere. Oggi ho contabilizzato tutti gli ebook scaricati negli ultimi 5 anni nel sito capitano.altervista.org e siamo a 149.000 solamente scaricati, non quelli che sono poi negli altri gruppi, siti, social. Quindi diciamo che abbiamo raggiunto un bel obiettivo di aver dato più di 150.000 ebook in modo gratuito. Vi ricordo però che abbiamo in cantiere e alcune hanno già prenotato l'ebook nuovo a pagamento di 50 euro che lo potete trovare nel sito capitano.altervista.org e scaricarlo previo pagamento di 50 euro. Chiaramente, visto che è un'elaborazione un po' lunga, ci vorranno dai 15-20 giorni, però chi anche l'ha già prenotato deve tenere conto di questa cosa qua. Bene, detto questo vi ricordo l'appuntamento con Ildegarda alle 21.30 lunedì, cioè domani sera, per le sibille interattive gratuite. Chi viene vuol fare una domanda, chiaramente soprattutto per i nuovi, perché quelli che ci seguono da più tempo dovrebbero lasciare spazio a quelli nuovi così che possano anche loro usufruire di questo servizio gratuito. Detto questo, oggi abbiamo un po' di carne al fuoco, no? Perché oggi vorrei parlare di due cose importanti. La prima cosa il Marietto ha visto sulla Luna quando aveva 15 anni. E la seconda cosa, il mondo a venire dei cabalisti. Quindi oggi partiamo con cosa il Marietto ha visto. Ho già fatto un paio di pillole che spiegavo questa cosa qui, questo avvenimento che mi è successo quando avevo 15 anni, questa storia di fantasia che anche il cappellano Charlie, quando ho incontrato per strada, buongiorno Gianfranco, grazie di essere venuto, buongiorno Sabrina. Quindi oggi parlerò di queste due tematiche, cosa c'è sulla Luna e praticamente il mondo a venire dei cabalisti. Allora, prima cosa c'è sulla Luna? Parto non da 15 anni, quando avevo 15 anni, ma anni fa, cercando se qualcun altro aveva avuto questa esperienza, ho trovato un astronauta che a un certo punto, in un'intervista in un gruppo, a un gruppo di complottisti, chiamiamolo poi come voglio, o ricercatori della verità, spiegava appunto che sulla Luna ci sono già delle basi con dei macchinari immensi, chiaramente sulla parte della Luna che non si vede, e che anche lui, che era un astronauta, che aveva visto queste cose e le aveva descritte anche un suo amico, lui le aveva viste, ma un suo amico le aveva viste ancora meglio, lui aveva visto solamente delle apparecchiature che sarebbero arrivate sulla Luna, ma un suo amico gli aveva raccontato, ma anche lui qualcosa non aveva visto. Allora mi sono ricordato che io ho 15 anni, in un momento di viaggio astrale molto particolare, perché ero andato a montare una tenda con un mio amico che poi un giorno poi sarebbe passato miglior vita, ed era uscita dalla casa adiacente alla tenda dove ho caricato io una donna che faceva molte sedute spiritiche, con sua figlia mi aveva dato una Coca-Cola, una bevanda da bere, e a un certo punto sono uscito dal corpo, sono passato su 2 metri, c'era il capitano degli alpini che non voleva che uscissi dal corpo, e poi cosa è successo? Sono riuscito a passare via, sono arrivato sulla Luna. Arrivato sulla Luna camminavo tutto spaesato, no? E a un certo punto avevo paura, pensavo di essere morto, no? E a un certo punto è arrivato il guru di mio padre, che avevo conosciuto quando avevo 7 anni, e mi disse di non aver paura, che mi doveva far vedere una cosa, al che io tremavo, no? Però visto che avevo visto già lui 7 anni prima praticamente, mi ha fatto vedere che si poteva entrare nella Luna e mi ha fatto vedere che lì c'erano dei campi di concentramento tremendi. Io a quel punto lì mi sono messo a gridare, volevo scappare perché pensavo che ci avrebbero preso, ma lui mi disse che eravamo vibrazionalmente diversi
e che quindi non ci potevano vedere, no? Poi alla fine sono tornato indietro nel mio corpo tramite il filo d'argento, sono entrato nel corpo. Questa donna, che poi un giorno sarebbe diventato sindaco del paese dove abitavo, mi ha chiesto cosa avevo visto. La prima cosa che ho detto è che la Bibbia non era vera, perché sulla Luna c'erano già delle persone, dei campi di concentramento sottoterra, delle persone che venivano torturate giorno e notte, sulla Luna. Poi sono andato a casa a raccontarle al mio vecchio. Strada facendo incontro il cappellano Charlie, gli racconto cosa ho visto, lui mi dice: guarda che io lo so che è vero quello che dici, però tu non andare in piazza a dirlo perché nessuno ci crederà mai, no? Vado a casa dal mio vecchio, che era il padre adottivo, gli racconto cosa era successo e lui mi guarda come se la cosa la sapesse già. Quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Quindi quando sentite di gente che vi racconta che ha visto campi di concentramento sulla Luna o ci sono basi, basta ricordarsi che qualche anno fa la NASA ha fatto partire un missile con una testata nucleare per farlo esplodere sulla Luna, no? La scusa era cercare acqua. Quando io ho visto questo gesto importante, la più grande potenza mondiale di quei tempi, ho pensato che stavano andando a cercare di liberare quelle persone che sono state portate su e torturate da mattina a sera in questi immensi hangar sottoterra. Chiaramente loro erano dall'altra parte della Luna, sono sottoterra. Bene, questo è, ciao Maurizio Antonio, grazie degli Stati Uniti. Allora, questo è il primo punto, quindi non esiste solo la Siberia. La Siberia, ci sono tantissimi, sapete quando leggete sui giornali è sparito all'ospedale il bambino Caio Sempronio, una parte chiaramente viene presa da questi gruppi di pedofili, di satanisti, chiamateli poi come vuoi, psicopatici, ma una parte vengono presi da questi sarmadi e se li portano in Siberia. E una parte di questi non vanno solo in Siberia, ma sparano su nella Luna, li portano su perché hanno paura che li vengano a rapire. E dal loro terrore, chiaramente è il karma che li porta lì, non è che questi bambini nascono e sono vittime, è che nella vita prima sono stati dei papi, sono stati dei personaggi materialmente molto potenti che però hanno fatto delle biricchinate, e allora quando si fanno biricchinate alla fine prima o poi arriva il conto. Quindi questo è quanto il vostro Marietto 15 anni ha visto sulla Luna. Infatti molte volte il vostro Marietto ha pensato: speriamo di non arrivare al punto di essere portato sulla Luna, perché lì la cosa è come la Siberia, se non peggio. Un'altra cosa che vi voglio parlare invece è dei cabalisti, no? Perché molto spesso i cabalisti, nel cristianesimo cattolico si parla del paradiso terrestre, invece i cabalisti lo chiamano il mondo venire. Ma cos'è questo mondo venire? E dove si trova? Allora, il mondo venire per i cabalisti è sempre stato qua. Qui, in questa dimensione, c'è quella dimensione che praticamente è governata da sarmadi, che se uno fa il cattivo lo portano sulla Luna o in Siberia, no? E invece, per i cabalisti, questo mondo, questo piano materiale, è un piano materiale in cui esiste anche il mondo venire. Esiste una fetta di mondo che le altre persone non possono vedere, ma solo i cabalisti quando raggiungono il 125° gradino, quello che per altre culture può essere l'illuminazione, perché fondamentalmente i cabalisti possono essere tibetani, possono essere messicani, possono essere africani, cioè non è una questione che uno deve avere la forma di un ebreo, no? Nel nostro immaginario collettivo di ignoranza si pensa sempre che il cabalista deve essere vestito come un ebreo, ma nella realtà può essere tranquillamente un tibetano cabalista. Infatti Franz Bardon, nel suo terzo libro, nella sua trilogia, parla di una cabala orientalizzante, cioè orientale, no? Ma fondamentalmente sempre cabala è. Quel libro lì è di matrice cabalista, no? Allora il discorso è: ma dove sta questo benedetto mondo venire? Questo benedetto mondo venire sta dentro di noi, no?
E quando noi riusciamo a raggiungerlo, capiamo che è sempre stato qua. Ma solo i cabalisti, dal mio punto di vista chiaramente, possono raggiungerlo. Allora, io il mondo venire l'ho visto 4 volte nella vita. La prima volta l'ho visto quando ero piccolino, quando ero appena nato, mi hanno mandato in coma e lì la storia è lunga, ho fatto una pillola. La seconda volta quando mi hanno tirato sotto con la moto. La terza volta è stata mia mamma, quando ho conosciuto mia mamma verso i 28 anni, che mi ha detto: guarda, io vivo in 2 mondi. Io pensavo che fosse malata, perché uno dice che incontri, dice vivo in 2 mondi. E allora io, per prenderla in giro, gli ho chiesto: mamma, ma qual è l'altro mondo? E lei mi ha detto: guarda, io non so se riesco a portarti, no, a vederlo, però ci tento. Eravamo seduti davanti a un tavolo, mi mette la mano e in quel momento lì sono sparato dentro un mondo di luce, di una beatitudine immensa. Ma la terza volta che ho visto il mondo venire è quando i cabalisti a 15 anni mi hanno portato su al 125esimo gradino, e anche lì ero in una beatitudine. E mi sono reso conto che questo mondo non era nient'altro che uno stato spirituale in cui una parte del corpo, quella astrale, può accedervi, ma può accedervi solamente se ha raggiunto certi gradini spirituali. Cioè non è che un'anima può permettersi oggi di svegliarsi la mattina e voglio andare nel mondo a venire, non è per tutti così, no? Perché sennò bisogna essere delle anime antiche, perché ci vogliono anni e vite di crescita spirituale. Cioè quando vi dicono adesso io ti porto l'illuminazione, sono tutte favole se non siete anime antiche. Ciao Patrizia, grazie di esserti unita, no? Quindi quando vi dicono ti portano a star male, sì, certo, se siete anime antiche avete una conoscenza che vi permette a livello cabalistico di salire con la vostra conoscenza questi gradini. E ve l'ho già ripetuto, sono solo 600.000 anime. Quindi chiaramente mia mamma, che era una yogi, no? Che ha sempre vissuto in estrema povertà, viveva sia in questo mondo in estrema povertà, ma poi entrava nel suo mondo e viveva in questa estasi di beatitudine. Infatti io non l'ho mai conosciuta, ma chi l'ha conosciuta diceva che era tranquillamente una santa, proprio fatta e finita, no? Proprio perché viveva distaccata da questa realtà, no? E chiaramente aiutava tutti quelli che poteva. Però al di là di questo, il mondo a venire dei cabalisti è qua. E voglio rispondere a una persona, perché i cabalisti dicono che mancano quasi 300 anni alla fine di questo mondo materiale. Allora, bisogna capire una cosa, non è che questo mondo sparirà, verrà resettato, nel senso che ci sarà una bella spazzolata, no, della serie chi c'è, chi non c'è. Tutti i cabalisti, queste 600.000 anime, capiranno come salire nel mondo venire, no? E gli altri, no, quelli che non sono cabalisti, no, praticamente verranno rigenerati. Alla fine la storia va così. Quindi chi si sente cabalista, chi ha la scintilla dentro, chi vuole andare nel mondo a venire, chiaramente se uno cerca il mondo a venire è cabalista di sicuro. Per gli altri, come diceva mio papà, io penso ai miei figli, gli altri genitori devono pensare ai loro figli. Quindi quando uno è un buddista, quando uno è cattolico, quando uno è pifete pafete, deve andare a chiedere alle loro religioni come si fa a entrare nel mondo a venire. I cabalisti dal 1995, dopo tantissimi anni, hanno potuto incominciare a divulgare la Cabala in vari libri. Il Marietto con Hildegard ha sempre spinto il libro I segreti del libro eterno, no? È un libro semplicissimo che spiega i vari gradi di evoluzione dell'anima ed è impossibile non capirlo, è a prova di bomba quel libro lì. Già averlo in casa, quel libro lì, è un segno che praticamente il Messia è entrato in casa, proprio perché i cabalisti sanno che dal 1995 il Messia è sceso nei libri. Quindi ci sono 2 fazioni, no? Quelli che portano il cicciobello nel
nella Luna, in Siberia, che vogliono essere i padroni di questo mondo materiale, e quelli che nella realtà invece vogliono portare le 600.000 scintille che compongono l'anima prima nel mondo venire. Praticamente il mondo venire è in questo mondo, solamente che lo possono vedere solamente chi ha le conoscenze, le competenze e l'anima soprattutto per potervi accedere. Un cabalista che non è il 125esimo gradino non può vedere il mondo venire, anche se è cabalista. Però è meglio per lui che si mette in cammino per il semplice fatto che poi all'arrivo deve completare l'anima, l'anima prima deve essere completata. E di solito non ci può arrivare se non c'ha l'anima gemella, praticamente deve avere la sua altra metà. Questo è importante. Io ve lo ricordo, l'ho visto a 15 anni, che ero intorno cioè ero nel centro di un gruppo di 7-8 cabalisti, mi hanno portato in questo spazio spirituale, e quando siete in questo spazio, come quando ero con mia mamma, capite che tutto il resto di questo mondo, la Luna, la Siberia, il paradiso di Brissago, tutte quelle porcherie inventate da Sarmadi, non è niente in confronto a certe cose. Poi è chiaro, io potrei dirvi ancora di più, ma poi chiamereste il cellulare, mi fareste portare in euro, perché molte persone non sono pronte a capire certe cose che esistono nella realtà, no? Ma c'è ancora molto peggio di questi Sarmadi che fanno, no? Di questi falsi avatar che scendono giù e sembrano dei dei, no? Nella realtà non sono altro che dei geni bassi che prendono la forma di un essere umano, fanno miracoli, però nella realtà stanno depistando i cabalisti andare nel mondo venire. Bene, detto questo, per il momento qui ho finito questa filippica. Vi ricordo appunto che sulla Luna, se qualcuno vi dice che in astrale c'è andato e ha visto delle, come si dice, campi di concentramento, vi ripeto che sono da 300 anni sulla Luna, quindi il fatto che Giulio Verne raccontava 150 anni fa che avevano sparato un missile, un proiettile ed erano andati sulla Luna, molto probabilmente lui era uscito in astrale e aveva già visto che quelli prima di lui erano arrivati 150 anni prima. Non erano racconti fantascienza, ma erano solamente racconti che cercavano di spiegare all'umanità che c'erano già su delle persone che sono i Sarmati, proprio perché con la magia, e loro usano la magia nera, si può viaggiare nel tempo e andare a prendere dei strumenti per poter essere in vantaggio sul nemico. Loro chiaramente vanno a prendere strumenti tipo armi e robe del genere, che oggigiorno non ci sono ancora, ma loro vanno nel tempo a prendersi e tornano qui. Per questo che sono invincibili, no? Sia Napoleone ha tentato di andare in Russia, sia il Führer ha tentato di andare in Russia, ma è impossibile. In Siberia adesso come adesso è impossibile praticamente fermarli, no? Perché usano magia nera, la gente, essendo ignorante, non sa che esiste questa forza, e loro continueranno a dominare il mondo, anzi fanno fare il lavoro sporco agli altri, no? Tipo le galere sulle navi che gli americani hanno creato, campi di concentramento nascosti e tutte quelle cosine lì, no? Ciao Elisa, grazie di esserti unito. Quindi il discorso della Luna, state tranquilli che chi segue il Marietto attiva i circuiti radionici di protezione, sulla Luna non ci va, proprio perché si ripulisce tutto a livello vibrazionale. Poi un'altra cosa, una domanda di una persona che mi parlava della differenza fra eterico e astrale. Allora, fondamentalmente, poi dipende sempre dalle culture, nel senso, in alcune culture misteriche o conoscenze misteriche, l'astrale è prima o dopo dell'eterico. Ma mettiamola giù così. Il mio vecchio, da piccolino, quando avevo 7-8 anni e camminavamo per le vie di Varese, mi spiegava che chi comanda l'eterico comanda il mondo. E lo ripeto, chi comanda l'eterico comanda il mondo. Allora, nella nostra conoscenza attuale c'è il corpo fisico, poi c'è l'eterico che fa da colla con l'astrale. L'astrale è la nostra, tra virgolette, anima, che esce, si stacca dal corpo fisico e resta collegato al corpo fisico con l'eterico.
I circuiti, per forza di cose, lavoreranno sempre sul corpo eterico, che di conseguenza, di riflesso, lavorerà sul corpo astrale. Quindi tutti i circuiti praticamente vengono fatti, il 90%, per il corpo eterico, no? Chiaramente, se mettiamo il triangolo magico per tagliare i nemici che vengono, no? Di notte, magari mentre noi dormiamo, chiaramente lavorerà sia sul corpo eterico del nemico, ma anche sul corpo astrale, e tipo anche l'Apollonius. Però il 90% dei circuiti lavorano per proteggere o attaccare, a dipendenza di come si usa il circuito, il corpo eterico, il quale è attaccato direttamente nel corpo fisico. Quando noi di notte, e ve l'ho spiegato ieri, il 90% delle persone esce di notte, alcuni restano praticamente in coma, c'è una percentuale che sveglia anche in astrale, magari va a far casini, ma quello è il corpo astrale, il quale è composto anche lui da 7 piani o 5 piani, a dipendenza sempre dal pensiero dominante di quel gruppo misterico in cui studia la composizione del corpo astrale. Io ho fatto anche una pillola su questo in cui spiego i vari livelli del corpo astrale, le varie grandezze, forme, composizioni del corpo astrale. Potete andarlo a vedere lì tranquillamente. È gratuito nel sito capitano.intervista.com. Benissimo. La Isa scrive una bellissima cosa, che lei praticamente quando dipinge si sente in paradiso. È bellissimo perché anche questo è un canale che apre in quella direzione. Io personalmente, come vi ho detto, ho visto questa Keter e vi posso dire che non esiste niente, dal mio punto di vista, non esiste niente paragonabile a quello stato spirituale, no? Chiaramente Elisa, il fatto che tu usi questo mezzo per raggiungere questa pace, questa completezza, è anche possibile, però io su questa terra non ho ancora visto ho conosciuto, no, la possibilità di raggiungere quello stato spirituale che si raggiunge al 125° gradino. Chiaramente anche la pittura per alcuni potrebbe essere la danza e per altri altre cose. Comunque è così, no? Il fatto è che il mondo a venire è qui, in questo, no? Quindi molto probabilmente Elisa tu tramite la pittura riuscirai o riesci a entrare in questo stato spirituale. Bene cari amici, quindi ricordiamoci, il corpo eterico è il collante, no? È quel filo praticamente argentato che quando esce uno in astrale lo collega al corpo materiale, il corpo astrale, il corpo materiale, e c'è l'eterico, questo filo di argento. Era per rispondere alla mia amicizia che mi ha fatto questa domanda. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi ricordo, lunedì 21:30 ci sono le sibille di Hildegarda nel canale di Hildegarda, nel canale YouTube sempre di Marietto Veneziano e nel diario di Hildegarda, in quel caso lì. Poi mercoledì mattina inizierò con le live alle 10 delle sibille nel diario Marietto, nei vari canali che vi ho già detto, sempre gratuiti, quindi chi vuole fare delle domande può farle tranquillamente, ci sarà questa finestra di mezz'ora, e poi il mercoledì sera alle 20:30, sempre però lì sarò accompagnato da Hildegarda, per chi vuole fare delle domande gratuite, vi ricordo sempre il nome e la data di nascita. Bene cari amici, vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima, ciao!